Torna alla Coppa Italia promozione ottavi di finale RSC che sfida il Santa Venerina nel match di andata. I vostesi che arrivano allo scontro dopo aver superato lo Scoglio Valdinisi, Santa Venerinesi che sfidano gli uomini di Mister Seminara dopo aver battuto la Cibonaccorsi nel turno precedente. Campo Luigi Averna di Torre Archirafi, RSC in campo col solito 4-3-3 ma con qualche novità negli 11. E allora Calabretta tra i pali, Pennisio, Rofino e due terzini con Saleme e Capitan Parisi in mezzo, in mediana, novità Tomarca in cabina di regia con Cerra e Guerra le due mezzali, in avanti Tridente, Musarra, Marraffino e Fisichella. Questo lo scacchiere bianco-azzurro scelto da Mister Seminara, sarà una prima frazione piccante in quanto ad occasioni, minuto 3, recupero palla Santa Venerina. E allora servizio per il taglio di Valenti che può incrociare col destro, conclusione larga oltre lo specchio. Sempre gli ospiti più avanti a manovrare, qui gioco a 3 con Valenti che libera il compagno dentro area, doppio passo e tiro debole, respinto da Calabretta. Al 16° però arriva il primo affondo RSC, Guerra parte come un treno, serve Fisichella che punta all'uomo, sterzata top class e poi cross perfetto per Marraffino che a porta vuota non può sbagliare e fa 1-0. L'ha sbloccata la RSC, è tornato Leo Marraviglia, 7° centro stagionale, ma azione spaziale di Fisichella. Poco dopo altra azione ben costruita sempre da destra e Guerra stavolta a pescare Cerra al limite sinistro largo dell'8 biancazzurro e prima frazione che termina così. Nella ripresa però il primo colpo lo sferra il Santa Venerina, qui Orofino stoppa male questo lob di Palazzolo, poi Borzi si inventa questo capolavoro qui, gol stratosferico di Orazio Borzi, il più classico dei gol dell'ex e 1-1. Più avanti ci provano ancora gli ospiti, qui grande azione centrale e tiro dalla lunga distanza, facile, Calabretta in presa. Poco dopo combinano Palazzolo e Valenti sulla sinistra, cross di quest'ultimo in mezzo, azione confusa e tiro debole. In finale prova allora a sfondare Musarra per la RSC, non trova però il varco il numero 10, pallone respinto, interviene Polisi a rimorchio, destro in equilibrio precario, sfera oltre lo specchio. Sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi e 1-1 tra RSC e Santa Venerina. Sarà il match di ritorno a stabilire chi proseguirà il cammino in Coppa.